poi fino alle 6 non devo guidare, quindi prendo per voi una liberatore. Allora non ti accompagna più, adesso è tutto autonoma, ho detto. Tranquillità assoluta, devo andare a casa. No, guarda, mi sento libero anch'io a partire. Vabbè, più indipendente. Tipo oggi, almeno lei può, anche se è a mezzanotte usciamo di qua, la posso portare a casa senza problemi. Allora, abbiamo cominciato con due belle chiacchiere tra regista e commentatore, ma solo per caricare un po' l'attenzione pre-partita, perché ci sta. Quindi è il momento di iniziare a parlare seriamente di cos'è questa giornata. Volano Volley che viene da una sconfitta abbastanza pesante contro l'Altra Frate, condizionata dai 36 errori in campo della formazione allenata da coach Luca Parlattini. La parola d'ordine che c'ha l'Arena Biancorossa oggi da parte del Volano Volley è riscattare la sconfitta contro una big come l'Alta Frate Padova. Amiche e amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta nuovamente dall'Arena Biancorossa di Volano per la nona giornata del campionato di Serie B1 Girone C tra la Rotoblast Volano Volley e la Nardi Pallavolo Volta di Volta Mantovana. Allora, come detto, la Rotoblast ha visto interrompersi la striscia positiva di 4 vittorie di fila, venendo sconfitta dall'Alta Frate Padova che in questo momento si è avvicinata sempre di più alla leader della classifica, mentre la Rotoblast si è vista penalizzata da questa sconfitta dopo ben 4 vittorie di fila. Obiettivo riscatto, questa è la parola d'ordine. E per raccontarvi il possibile riscatto del Volano Volley partiamo dai saluti. Andrea Zeni, lo scoutman, il nostro mago delle statistiche, che alla fine di ogni set ci regalerà i suoi bellissimi tabellini per riepilogarvi i punti. In assenza ovviamente del commento tecnico vi leggerò semplicemente questi. Un saluto anche a Fabrizio Sava, il nostro regista, grazie Andrea, e anche ad Alan Berlò per il segnapunti elettronico, che oggi, come detto, sta giù a fare il segnapunti elettronico e non il regista. Allora, siamo quasi pronti per la diretta. Io direi che non c'è tanto di cui parlare di questa giornata, se non che mancano solo, oltre a questa, mancheranno solo 3 partite alla fine della parte invernale prima della pausa natalizia. Questa con la Nardi Pallavolo Volte e le prossime 2 giornate, una in trasferta. Scusate, mi sa che oggi non ho qua il foglietto sotto braccio, purtroppo. Ok, nessun problema. Ce ne abbiamo una in trasferta ovviamente sabato prossimo e l'ultima sarà in casa. Ecco, grazie a Fabrizio che mi dice la partita è l'Euromontaggi Group di Porto Mantovano, sarà la prossima giornata, mentre la partita che chiuderà il 2022 della Rotoblast sarà contro l'Arena Volley Team Verona all'Arena Biancorossa. Questa me la ricordavo a memoria. Bene, quindi 3 partite, importante fare più punti possibile, perché quando si ritornerà in campo quando si ritornerà in campo il 7 di gennaio, se la mia memoria non mi frega, ma direi di sì, perché dovrebbe essere il 7 di gennaio la ripresa del campionato, mancheranno 3 giornate al giro di boa del campionato, perché le giornate sono 26. Quindi l'obiettivo principale è cercare di fare più punti possibile e non perdere il treno delle prime 2. Ovviamente la possibilità di andare a fare la Coppa Italia ormai è diventata abbastanza utopia, perché comunque il distacco della prima in classifica e delle altre 2-3 che sono davanti a noi si è un pochettino allungato. Bene, siamo quasi pronti per l'inizio della partita, stanno iniziando a battere i servizi, se non vado errato. No, aspetta, adesso stanno facendo i salti
sotto rete, quindi sono iniziati i servizi adesso, quindi direi che ci prendiamo 2 minutini di pausa e vi lasciamo con l'audio naturale per permettervi di osservare ovviamente gli ultimi istanti di riscaldamento. Eccoci, allora ci siamo quasi, allora tra poco le squadre scenderanno in campo per il saluto sotto rete. A meno di cambiamenti dell'ultimo secondo non dovrebbero esserci cambi nelle formazioni titolari da ambedue le parti. Ricordiamo che la Rotoblast non può schierare nel ruolo di cacciatrice Emma Galbero, che è ancora ferma ai box ed è pronta anche a subire un intervento chirurgico che la terrà fuori dal campionato per tutto il resto della stagione. Allora, siamo quasi. Le squadre stanno per entrare in campo, quindi io direi che adesso è il momento di lasciare la parola allo speaker Paolo Scrinzi, che ci darà il solito messaggio contro la violenza sulle donne e ovviamente la giornata che si giocherà tra pochi minuti. Associazione Sportiva Bologna e Comune di Milano, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, auspicano che tale ricorrenza sia ricordata ogni giorno dell'anno e non solo della data specifica. Il nostro motto è schiacciare la violenza. Il nostro capitano Jessica De Valle consegna al capitano della nave pallavolo Volta Mantovana, Veronica Giudici, una maglietta dedicata. Grazie. E per minuti nell'area bianco-rossa da sempre la casa del Buonarrone. Nuova giornata campionato nazionale Serie B1 Girone C. L'incontro odierno tra la Rotoblast Volano Bolle e la pallavolo Narvi di Volta Mantovana. Arbitro l'incontro. Primo arbitro signor Lorenzo Popoli di Milano. Secondo arbitro signor Patrizio Pastore di Varese. Tra poco lo second player. Dunque eccole, queste erano le indicazioni del nostro speaker verso
pubblico dell'Arena Biancorossa, che oggi è un pochettino più svuotato rispetto alla scorsa settimana, nella speranza che la sconfitta della scorsa giornata non abbia voluto far cambiare molto l'idea ai tifosi, perché sarebbe veramente un gran peccato. E adesso iniziano gli starting six, cominciando da quello della Nardi pallavolo volta. Pallavolo Nardi volta Mantovani, tanto con uno, Ciorda e Vizza. Con un 8, Chiara, Diesso. Con un 9, Alice Benetti. Con un 10, Marta Campana. Con un 11, Ludovica Menepotti. Con numero 17 Nicola Pennaroli, il libero numero 12 del capitano della Monta di Luci, allenatori signori Fabio Pisci e Nero Pagliuzza. E adesso quello della Rotoplas Volano Volley. Allora, passano i Luci, calcio l'attenzione, tutti insieme per la Rotoplas Volano Volley, in campo col capitano numero 2, Jessica Adelaide, con il controllo tutti a tutti numero 11, Federica Braida. Numero 12, Emma Boccardini. Numero 13, Carlotta Petricello. Numero 14, Alice Bellini. Numero 15, Elena Piccolo. La triade dell'Angolosa e loro Piero Luca Palladini. Assieme a Leonardo Lega Passo e Romano Mancati. E lo scoutman Andrea Zedini, regista Maurizio Saba, il telefonista Dollo Mia Famiglia, sia pubblicitaria alla Perlotta. Tutto questo il mondo Rotoplas, con la voce di 2022-2023. Auguri, buon anno! Ecco, questi erano gli starting six delle due formazioni. Come detto, nessuna sorpresa da parte delle due formazioni, con la Rotoplas che schiera, come di consueto, il solito starting six visto nelle ultime giornate, quindi De Val, capitano centrale insieme a Fulvia Gridelli. Le schiacciatrici sono Emma Orlandini e Alice Bellini, l'opposto Petrustiello e il palleggiatore Braida, e il libero Elena Piero Bon. Dal lato della Nardi pallavolo volta, nel ruolo di centrali abbiamo Alice Benetti e Chiara Biesso. Le schiacciatrici sono Marta Campana e Giorgia Coveccia, palleggiatore Ludovica Menecotti e l'opposto Nicole Tellarolli, ex dell'Argentario, e il libero, la capitana oltre che libero, è Veronica Di Nucci. Primo servizio di De Val e inizia la partita. Riceve Campana ed è Campana ad attaccare il primo punto e il punto è di Nicole Terrarolli, numero 17, quindi 1-0 per la Nardi pallavolo volta. Servizio Alice Benetti per la Nardi pallavolo volta, che gioca in campo con una maglietta rosa con dei pantaloncini blu navy e ginocchiere bianche, mentre la Rotoplas con il solito divisa bianca maglietta, rosso pantaloni e ginocchiere bianche. Petrustiello il primo punto, super attacco della Carli, uno pari. Allora, voi purtroppo non vedete, perché la telecamera non può puntare fino all'angolino, ma il nostro fan numero 1 non potremo vedere le sue movenze quando ci saranno i punti e quando ci saranno i punti contro. Quindi chiederemo a Fabrizio Stabe e anche al regista ufficiale di ovviamente mettere una telecamera fissa su di lui, perché secondo me è uno spettacolo bello da catturare per tutto l'anno. Secondo me, Fabrizio, io fossi in te un pensiero non ce lo farei, mettere una telecamera fissa su lui, farle tutte 26 e dopo fare un video finale con tutti i suoi momenti top. Servizio di Tellarolli su Piero Bon. Braida, pallonetto di Gridelli abbastanza telefonato, l'attacco di Tellarolli
Servizio, attacco e out, 2 pari per la Rotoblast. Al servizio Emma Orlandini per la Rotoblast. Volano volley. Servizio battuto su Campana. Subito ha provato Menecossi, ma non è andato a buon fine il suo attacco. Però c'è un'altra possibilità. Menecossi, l'attacco viene murato. Attenzione, però c'è una free ball. Braida, Piero Bon dal lato di Bellini. Alice Belline, 3-2. Alice Bellini, 3-2. Ancora Emma Orlandini al servizio. Servizio battuto su Covecchia. Subito Braida, attacco out. 3 pari. Sprecata l'occasione di Federica. Giorgia Coveccia al servizio. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Lorenzo Fopoli, primo arbitro, coadiulato dal signor Patrizio Pastore in seconda. Delle sessioni sono moderate di Sondrio il primo, Varese secondo. Braida, Bellini, attacco out. 4-3. Nardi, pallavolo volta che torna in vantaggio. Giorgia Coveccia di nuovo al servizio per la Nardi pallavolo volte. Ricordiamo un altro big match qui all'Arena Biancorossa. Ovviamente la Rotoblast deve assolutamente riscattarsi. Bellini, attacco vincente, 4 pari. Dalli Bellini, 4 pari. Fulvia Gridelli al servizio. Servizio di Fulvia battuto su Campana. Campana attacca, viene difeso da Orlandini. Gridelli, fischiata la doppia. 5-4. Intanto il nostro mago delle statistiche ha già detto una cosa. I 5 punti della Nardi sono tutti e 5 escludendo il primo. Sono qua, esatto, escludendo dei 5 punti tutti tranne il primo colpo. Sono tutti errori nostri. Deval difende il suo attacco, Biesso. E punto vincente di Alli Bellini. 5 pari. 5 pari. Ok, pronto il servizio. Servizio battuto. Campana, Menecossi. Attacco subito di Biesso e vincente. 6-5 Nardi. Ludovica Menecossi al servizio. Vediamo il servizio di Biesso. Attenzione, vai da Carlotta Petrocchiello Murat. Il suo attacco però è nella metà campo della Nardi. Attacco, invasione contro la Nardi. Invasione contro la Nardi. 6 pari. Fischiata vista dal secondo arbitro. Invasione proprio di Tella Rolli, se non erro, o del palleggiatore Menecossi. Sì, perché mi sembrava che avesse fischiato prima. Quindi direi invasione di Menecossi. Servizio di Bellini battuto. Attenzione, infrazione di quarto tocco di 7-6 Rotoblast. Alli Bellini al servizio. Nuovamente Alice Bellini al servizio. Ancora lei. Servizio per poco.
Per poco. Era dentro. State pari. Alice, 8-6 das. Infatti è cambiata infatti. E Hayes, Alice Bellini. Infatti io l'avevo vista clamorosamente dentro. Non so cosa ha visto il primo arbitro, però il secondo arbitro l'ha cambiata. Stavolta è out. Questa volta possiamo dire che non ci ha visto sbagliato. 7-8. Marta Campana al servizio. Servizio battuto su Emma Orlandini. Braida. Emma Orlandini murata, ma la palla è in metà campo Nardi e cade in campo. 9-7. Volano's on fire. Scusate, mi andava di farlo, visto che c'erano le note di gala Free From Desire. Il dito di Deval su Dinucci. Viene Costi, il pallonetto tentato da Della Rolli, ma viene difeso. Orlandini, difeso anche il suo attacco sempre da Dinucci. Della Rolli in mezzo alle mani di Gridelli. 9 pari. 9-8, scusate. Alice Bellini e scusate, Alice Benetti al servizio. Servizio battuto. Riceve Bellini. Orlandini si deve impegnare. Bellini attacca. Difende Biesso. Attacco vincente di Coveccia. Parità di nuovo all'arena biancorossa. 9 pari. Ancora Benetti al servizio. Ne vuoi una per India. Servizio battuto. E arriva Lacey. Non si sono intese Bellini e Orlandini. Vale il vantaggio per la Nardi adesso. 10-9. Forse il coach potrebbe chiamare il time out. Ed eccolo qui. E allora andiamo con il primo spot. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 10-9 il punteggio a favore della Nardi. Servizio di Benetti, battuto stavolta Bellini e stavolta non cambia la musica. 8 11-9. 11-9. Servizio di Carli. Buon attacco. Quasi l'ace. Difende Orlandini. Braida al centro Bellini. Viene difeso il suo attacco di Nucci. Bene Costi. Attenzione. Carli out. 12-10.
sta un po' ripetendo quello che abbiamo visto nella scorsa giornata, tanti errori. Nicolo Tennaroli. Mago delle statistiche. 12 punti Nardi, 7 errori. 6. Servito out. Sì. 11-12. 11-12. Emma. Out il servizio. 13-11. Gioca Corsa. Servito battuto di Robot. Braida. Bellini. Mani. Muro. Out. È out. È out. 12-13. Fulvia Gridelli al servizio. Dinucci riceve il servizio. Menecozzi. Attacco murato. Campana murata. 13 pari. La campana viene murata dal campanile De Val. 13 pari. Servizio battuto. Dinucci. Menecozzi al centro. Tellarolli. Viene difeso il suo attacco da Emma Orlandini. Bellini pallonetto, difesa. Invasione contro la Nardi. 14-13. Vantaggio Rotoblat quindi. Gridelli in servizio, riceve Campana. Menecozzi, l'attacco in pallonetto tentato da Bieso ma vi è stata murata. Attenzione, Coveccia deve concedere una free ball. Fulvia Gridelli per Braida subito. Fulvia Gridelli. Quindi già 13. Fulvia Gridelli scusate, Federica Braida. Ancora Fulvia al servizio. Battuto. Campana. Menecozzi. Viene difeso da Gridelli l'attacco di Tellarolli. E subito Carli. 16-13 e Carlotta Petruzziello. Ancora Fulvia Gridelli, eccolo, servizio. Fulvia out. 14-16. Chiara Biezzo al servizio per Nardi, pallavolo volta. Battuto il servizio su Bellini. Braida. Però c'è una free ball concessa da Petruzziello. Menecozzi dal lato di Tellarola, muro zero. Alice Bellini. Mago delle statistiche probabilmente ha detto che oltre ad esserci il muro, probabilmente c'era anche il fallo di seconda linea. Va bene, in entrambi i casi comunque il punto era della Rotoblast comunque. Come si dice, tutto fa brodo. Federica Braida, il servizio. Servizio out. Ace invece. Mi sembrava out ma solo per la mia vista. Time out, secondo spot pubblicitario.
nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Un time out a testa tra le due formazioni. Rotoblast che conduce il primo set per 18-14. Federica Braida al servizio. Servizio battuto. Attenzione Menecotti al centro subito. Attacco di Benetti vincente. 16-18. Scusate, 15-18 il punteggio. Ludovica Menecozzi al servizio per Nanardi. Out il servizio esatto. 19-15 punteggio adesso. Alice Bellini al servizio. Dinucci riceve il servizio. Menecotti. Attacco subito di Della Rolli out. 20-15 punteggio. Nel corso del primo set 20-15 punteggio a favore della Rotoblast, che ha 5 punti per arrivare a vincere. Leite Bellini con l'ausilio del net. 21-15. Stavo per dire, la Rotoblast ha 5 punti per arrivare a vincere il primo set e ne aveva 5 per arrivare di vantaggio. Adesso 6 di vantaggio e meno 4 alla fine del set. Pausa sponsor. Prova. Okay. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 21-15 punteggio a favore della Rotoblast. Alice Bellini. Arriva Leite! Tentato Covecia di disinnescare questa bomba di Bellini, invece è andata a finire sul soffitto. 22-15. Secondo ace di fila della Rotoblast. Ancora Alice Bellini al servizio. E stavolta è out. Vabbè dai, lo 2 ace di fila glielo possiamo anche perdonare, anche se il nostro fan numero 1 non è proprio così convinto. Voleva un altro ace il nostro fan numero 1. Prima o poi dovremo mettere una cam su di lui. Servizio battuto di Campana. Attacco di Petruziello, viene difeso da Dinucci. Reball di Della Rolli. Mamma mia! Mamma mia, che una possibile free ball nostra è trasformata in una free ball della Nardi. 17-22. Allora ancora Marta Campana al servizio. Battuto su Bellini. Braida. Orlandini viene difeso da Campana. Menecozzi. Pallonetto di Covecia non è andato a buon fine. Bellini al centro, viene difeso da Menecozzi. Dinucci. Attacco di Tellarolli e vincente. 18-22. Forse Luca potrebbe chiamare già il time out. Ok, ultimo spot del set.
nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Adesso 2 time out per noi, 2 time out per loro, uguale. Il gioco non si fermerà più fino al punto finale del primo set. 18-22. Marta Campana, il servizio per Lanardi, servizio battuto, riceve Bellini. Braida, Deval subito, viene murata. Braida, Orlandini a 2 mani, ha provato ma... Attenzione, pallonetto, difende. Ah! Il tentativo di Elena Pierobon di difendere l'attacco non è bastato purtroppo. La palla si spegne sul nastro basso del net. 19-22 come il vecchio numero della Tele 2. Qui al primo set all'Arena Biancorossa. Petruzzello, Carli, il Taurus, Carli, PIM. Jessica Deval al servizio per la Rotoblat, la nostra capitana. Servizio battuto, Di Lucci riceve, Menecotti. Attenzione, out la difesa. 20-23. Magari poi nella pausa set chiedo al mago delle statistiche un po' le regole di invasione, perché mi è sembrato di aver visto al palleggio un'invasione sotto rete. Comunque dopo provo a chiedere un po' di informazioni. Alice Benetti al servizio per la Nardi, pallavolo volta, Mantomana, servizio battuto. Emma Orlandini riceve, Braida, Deval, Gridelli, Murata. Migliore Murata ancora, Gridelli, Braida, Orlandini. Sì, Emma Orlandini, 24-27, poi il Rotoblat. Il servizio va Carlotta Petruzzello. Set ball per la Rotoblat. Carli, PIM al servizio, out. 21-24. Meno male che non... Nicole Telarolli al servizio. Vediamo se ci prende Saba. No. Braida. Gridelli a una mano. Difficoltà. Attenzione dall'altra parte. Muro. Invasione anche contro la Rotoblat. Quindi 22-24. Un'altra set ball annullato. 22-24. Telarolli al servizio. Ancora lei. Servizio battuto su Orlandini anche con lo tiro del net. No! Attenzione. Coveccia di nuovo, Murata. Coveccia, Di Nucci deve impegnarsi per salvare. Gridelli. Braida. Orlandini per chiudere. Mannaggia la miseria, che sfortuna. Dall'altra parte. Oh, attenzione, Bellini in difficoltà. Orlandini. Difende Di Nucci. Menecosti. Coveccia. Difende Pierobon. Carli dall'altra parte. Ha tentato Orlandini. Attenzione. Attenzione. Poi Pierobon dall'altra parte. Non finisce più questa azione. Coveccia. 23-24. a 24. Mamma mia, che azione, ragazzi. Telarolli in rete. E il gol è arrivato. Saba, come avevi preannunciato, con 2 palle di ritardo. Andiamo qui, sponsor, e torniamo bellissimo nel secondo set. Oh, tra l'altro
over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Inizio del secondo set. Matteo Campana al servizio per volta a Mantovana. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Inizia il secondo set, servizio di Campana su Bellini. Braida, Orlandini, attacco difeso da Dinucci. Ancora Tellarolli, out l'attacco, sì, attacco out, non c'è il tocco a muro. 1-0 Rotoblat, primo punto del secondo set. Allora, un punto per Deval, 2 punti per per Braida, 2 punti per Orlandini, 4 per Petrustiello e per la, diciamo, la gioia della formazione nostra, torna a essere la macina punti di giornata Alice Bellini, che al momento guida con 8 punti. Primo punto anche di Coveccia, 1 pari, 17 punti di squadra, 8 su errore. Per la formazione allenata da coach Fabio Tisci, 5 punti di Tellarolli e anche per Alice Benetti e 3 punti di Coveccia, 13 punti di squadra e ben 10 errori Rotoblas. Battuto il servizio su Orlandini, attacco di Carli vincente, 2-1. Carli, PIM. Servizio battuto su Dinucci. Attenzione, Coveccia difeso da Orlandini. Bellini deve concedere la free ball, anche quello di io del net. Pallonetto, difende Carlotta, Braida. Bellini al centro, difende Dinucci.
Dall'altra parte, ottima la difesa di Carlotta. Braida! Mamma mia, che miracolo della Rotoblast! E a momenti la... Monster Block 3-1. Ma dopo il miracolo difensivo Braida, Carlotta, Petrucciello, è arrivato il Monster Block 3-1 Rotoblast. Non so chi ha fatto la difesa, ma credo Gridelli. Servizio, con lo zio del net Carli. Telarolli, stavolta è vincente il suo attacco, 2-3. E al servizio Nicole Telarolli per la Nardi, pallavolo volta. Servizio battuto su Orlandini. Federica Braida dal lato di Orlandini. Difende Campana. Attenzione. Oh, attenzione Campana. Free ball Gridelli. Braida, Orlandini, pallonetto. Difende Telarolli. Subito. Menecossi. Braida, Orlandini. Difende. Un'altra free ball. Fulvia Gridelli. Braida subito. Telarolli. Dinucci. Attacco murato. Gridelli subito. Dinucci ancora. Dall'altra parte. Covaccia. Braida. Monster Block. Federica Braida. Monster Block. La regia passa anche dal muro, si dice. 4-2. Emma Orlandini al servizio. Servizio battuto su Campana. Menecozzi, pallonetto tentato da Vietto, ma si spegne in rete. 5-2, attacco errato di Vietto. Vale il quinto punto. Ancora Emma Orlandini al servizio. Servizio battuto. Riceve Coveccia. Telarolli out. C'è il tocco? No, non c'è il tocco. 6-2. 6-2. Buona Rotoblast al momento. 6-2. E Morlandini. Ancora Coveccia. Telarolli, però c'è una free ball. Piero Bon. Braida al centro di Carlotta. Attenzione. Campana in mezzo alle mani del muro. Vincente l'attacco. Punto vincente di Marta Campana. 4-6. Attacco di Bellini, difeso. Coveccia in mezzo alle mani e anche in campo il pallone. 5-6. Braida. Bellini. Mani in campo. 6 pari.
Rosa. Sei pari, quindi adesso torna alla parità. Attacco di un tempo di Carli. Nuovo vantaggio Rotoblast. Fulvia. Fulvia Gridelli al servizio. Riceve Campana. Menecozzi. Campana attacca. Crollo del muro di Deval. Subito Braida dall'altra parte. Coveccia. Di là Menecozzi e uno pari sugli attacchi. Poi attacco di Bellini. Di Nucci. Pallonetto tentato. Deval subito. Oh, attenzione. Frigiare la free ball. Attacco subito di Bietto. Sette pari. Braida. Carli. Difeso da Tellarolli il suo attacco. Ed è Tellarolli che attacca in rete del suo attacco. Federica Braida al servizio. Braida riceve Corteccia, arriva l'Ace. 9-7. Federica Braida al servizio dopo l'intervento della Mapper. Federica. Servizio di Braida su di Nucci. Pallonetto di Campana difeso da Braida. Piero Bon dal lato di Petruziello. Difeso il suo attacco, però c'è una free ball. Piero Bon. Braida. Carlietta Petruziello. Dall'altra parte ancora Campana. Qua è in campo o è out? Sì, mani out. 8-9. Ludovica Menecozzi al servizio per la Nardi Pallavolo Volte. Servizio ricevuto da Piero Bon. Bellini viene murato il suo attacco. Braida sempre nel lato di Bellini. Stavolta è vincente. Alice Bellini al servizio. Servizio su Campana. Menecozzi. L'attacco subito di Benetti viene difeso da Braida. Carlotta Petruziello viene difeso con il muro e poi da Coveccia. Campana attacca, difende ancora Braida. Piero Bon al centro. Petruziello. Difeso da Menecozzi di nuovo. Però c'è adesso una free ball di Tellarolli per Bellini. Braida. Petruziello con lo tiro del net. Viene difeso. Oh! Campana. Difende Bellini. Braida. Orlandini. Viene difeso da Dinucci. Campo al centro di Coveccia. E Deval chiede il controllo della rotazione per non incappare nel fallo.
Marta Campana. Marta Campana al servizio. Servizio su Piero Bon. Orlandini. Coveccia. Attacco vincente. Nulla da fare per Piero Bon, che manda la palla sul soffitto. 10 pari all'arena biancorossa. Forse Luca chiama il time out. Eccolo qua. Andiamo con gli sponsor. Siamo in diretta dall'arena biancorossa e la parità è che regna sovrana qui nel palazzetto tinto dai colori biancorossi del Volano Volley ASD. Sono anche diventato un distributore di caramelle adesso per aiutarmi ad andare avanti con la gola, ovviamente. Attenzione, arriva l'Ace, vantaggio Nardi con Marta Campana, che adesso conduce il set. Vantaggio della Nardi adesso tenuto. Secondo ace di Campana sulla ricezione di Bilenka di Marta Campana. Subito De Val difende il suo attacco. Coveccia difeso da Bellini. Braida, Petruzziello, anche lei difende la Campana. Telarolli, Braida, Orlandini viene difeso da Dinucci. Telarolli pallonetto, difende Bellini. Braida, sempre Orlandini a attaccare e sempre Dinucci a difendere. Perché questa era una doppia forse. Orlandini, lo si vede il muro, ancora Dinucci. Telarolli pallonetto, difende Petruzziello. Braida al centro per Bellini e stavolta tornata Lalli. 11-12. Jessica De Val al servizio. Servizio battuto su Dinucci. Campana, Coveccia vincente. 13-11. Pronta, Coveccia. Avvisi Benetti. Benetti in servizio, riceve Orlandini. Braida, Orlandini, attacco out. 14-11. 14-11. Servizio battuto da Benetti. Braida, Gridelli, invasione contro contro la Rotoblas. Palese l'invasione. 15-11. Attenzione,
Braida continua a protestare, però time out. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano, siamo sul 15-11 a favore della Nardi, che al momento sta conducendo il secondo set per 15-11. Marta, no scusate, al servizio c'è Benetti, Orlandini, Braida, Gridelli, attacco vincente, 12-15. Carlotta Petruziello al servizio. Servizio di Carli, battuto. Attacco di Braida, muro Braida, Luccomeccia. 13-15. Carlotta Petruccielli al servizio su Dinucci, Menecotti, Tellarolli, muro, out, quindi 15, diventano 16 adesso, 16-13. Scusa. 16-13 il punteggio. Attacco Carli, attenzione, Piero Bo, no, 17-. Servizio su Bellini. Vai da Bellini a due mani, difende Piero Bon, Gridelli dall'altra parte. Carli è al punto a toccare il tetto. Fulvia Gridelli al servizio sul 15-17 a favore ovviamente delle biancorosa della Nardi. Attacco di Campane vincente nelle mani out. 18-15. Su Bellini Murata, 19-15. 19-15, Nardi, Chiara Piesso al servizio, più 4 adesso per la Nardi.
Riceve Bellini, ma arriva l'Ace. 20-15. L'Ace firmato da Chiara Biesso. Servizio battuto su Orlandini. Braida. Carli. Carlotta. 13-20. Grazie Marta che fai notare a tutti i miei difetti dei cognomi. Visto che ci sono giocatrici con lo stesso nome, grazie. Attacco out di Campana, 17-20. Un saluto a te Marta Ti vorremmo qui per un saluto presto Marta, che sentiamo tanto la tua mancanza. Grazie anche. Time out, andiamo con gli sponsor. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo e ti aspettiamo. Nuovo in diretta dall'Arena Bianco-Rosso di Volano, siamo sul 20-17 a favore della Nardi. Federica Braida al servizio per la Nardi. Servizio battuto e out. 21-17. Ludovica Menecossi al servizio. Servizio su Bellini. Braida. Bellini. Attenzione. Con l'ausilio anche del sostegno dell'arbitro. Carli. Si impegna nel nastro, quindi 22. Bellini, cenno di protesta, attenzione, Jessica viene richiamata per il richiamo verbale per le proteste di Alice Bellini, che chiamava che la palla avesse toccato il palo di sostegno dell'arbitro, ma in realtà era direttamente la giocatrice che è andata a scontrarsi. Attenzione, Bellini deve... in due sulla palla, attenzione, Carlotta Petruzziello difende Dinucci. Poveccia, pallonetto, difende Bellini. Braida. Orlandini, pallonetto, Poveccia. Parte Campana, attacco vincente, 23-17. Cambio. Sì, esatto. Alessia Paoli. Chiara Paoli, scusate. Alessia Paoli è la sorella maggiore. Ecco. Buffata chiamata Marta Scannavacca questa, che adesso mi confondi i nomi, ecco, l'ho accontentata. 17-23 entra Chiara Paoli al posto della Federica Braida. Servizio su Piero Bondi da parte di Menecossi. Attacco di Petruzziello è stato difeso. Stella Rolli difende Chiara Paoli. Bellini difeso da Dinucci. Campana, un altro attacco vincente di Campana. 24-17 set ball. Set ball per la Nardi, che potrebbe tra poco rimettere in piena parità la partita.
vecchio battuto di Marco Cannavacca da parte di Menecozzi. Bellini, difeso da Tellarolli. Campana per chiudere, difeso da Petruziello, Piero Bon. Carli viene murata, De Val, ancora Carli, stavolta attacco vincente. 18-24. Alice Bellini, suo servizio, viene Ace, 19-24, Alli Bellini. Chiamo del primo arbitro per la Mappers di andare a pulire quel punto in cui il pallone intriso di Tudore è caduto. 19-24, Alli Bellini, ancora lei ha servito autrice dell'ultimo ace. Difesa out di De Valli, 19-25, quindi pausa sponsor, torniamo per l'inizio del secondo set, del terzo set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones? Take you, take you, take you. Does the bones take you? Take you, take you, take you. Does the bones take you? Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Sta iniziando il terzo set, 1 pari all'Arena Biancorossa di Volano. Allora, ci siamo, sta per cominciare il terzo set. Scusate che mi rimetto un po'
in ottima posizione, senza magari non rompere niente perché ti spacca il microfono. Niente più commento e so che voi sarete disperati senza di me. Primo servizio di De Valle in rete, 1-0. Ricevimenti. Ligia Benetti al servizio per la Nardi, che adesso conduce per 1-0 il terzo set. Orlandini, Braida, Carli e in campo 1 pari. La lotta. Oh. Allora, vi riepilogo i punti di squadra. Allora, 1 punto per De Val, 2 punti per Gridelli, 5 per Braida, 2 per Orlandini, 10 per Petruziello, 11 per Bellini. 31 punti di squadra nel corso di questi 2 set. 8 punti Coveccia, 2 punti Vietto, 6 punti Benetti, 8 punti Campana, 1 punto Menecozzi e 8 punti Tellarolli, per un totale di 33 punti. 2-1. Servizio di Tellarolli battuto. Braida, Orlandini e vincente, 2 punti la Rotoblast. Siamo 2 pari adesso. Emma Orlandini al servizio. Servizio di Emma Orlandini battuto. Al centro Tellarolli a 1-0, ma la palla è out. 3-2. Orlandini battuto il servizio su Coveccia. Tellarolli viene difeso da Piero Bon. Braida, Bellini, alla in campo al livello 4-2. Servizio battuto su Coveccia. Coveccia attaccare a muro 0, 3-4. Giorgia Coveccia, l'autrice dell'ultimo punto, al servizio. Bellini riceve. Bellini attacca, difende Coveccia. Attenzione. Attacco di Campana, viene difeso da Bellini. Bellini ad attaccare. Out, attacco out, 5. Scusate, 4 pari. No, gli errori dico. 4 pari. Servizio battuto su Piero Bon, però c'è una free ball. Menecotti, Campana, attacco out. 5-4. Fulvia Gridelli al servizio. Servizio battuto su
Coveccia. Campana difende Bellini, però dall'altra parte vincente l'attacco perché la difesa si trasforma in un attacco di Beretti. No, scusate, di Chiara Biezzo. 5 pari. Chiara, adesso. Vizio battuto su Orlandini. Braida. Deval con l'audio del muro nella metà campo della Nardi. Attacco subito, vincente di Campana. 6-5. Passa volta, 6-5. Servizio tu, battuto su Orlandini. Petruzziello, però c'è l'invasione. 6 pari. Federica. Federica Braida al servizio. Viso battuto. Oh, attenzione, Campana si deve impegnare. Coveccia attacca, però viene difeso da Orlandini. Petruzziello, un'altra invasione contro la Nardi. 7-6. Fede. Di Petruzziello, forse andava out, però Campana riceve. Oh! Invasione contro, esatto, la Rotoblast. 7 pari. Invasione contro noi. 7 pari. Quindi visto battuto da parte di Menecozzi. Braida. Petruzziello Murata. 8-7. Battuto su Piero Bonni. Bellini attacca, infrazione di quarto tocco. 9-7. Adesso arriverà il time out da parte di Luca Parlattini probabilmente. No, procede allora. Stava pronto. Menecozzi. Ace di Menecozzi. 17. Adesso Luca richiamerà sicuramente il time out. Adesso non l'ha chiamato la sera prima, lo chiamerà adesso. Ed eccolo qui. Sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Polano. 17 per la Nardi nel corso del terzo set.
Menecossi al servizio, l'autrice dell'ultimo ace della partita. Riceve Bellini. Raida. Petruziello difeso da Dinucci. Menecossi. L'attacco con l'ausilio del muro viene difeso. Bellini, pallonetto, 2 mani, difeso sempre da Dinucci. Tela Rolli, difeso con l'ausilio del muro da parte di Orlandini. Petruziello, l'ausilio del muro. Dinucci. Attacco è vincente di Tellarolli. 11-17 il punteggio. Insomma, si è afflosciato anche il pubblico dell'Arena Biancorossa. Qui non si sente più un tifo a morire. Manca l'ausilio dei nostri 3 super membri della Curva Marione, Andrea, Cristian e Roberto, soprannominati come i nonesi perché vengono dalla Val di Nonni. Si fanno sempre un gran viaggio per vedere Trentino, le 2 squadre femminili e maschili di Trentino Volley e anche Volano Volley. 8-11 perché il servizio era out. Il servizio c'è Alice Bellini per la Rotoblast. Riceve Dinucci. Menecossi. Attenzione all'attacco difeso da De Valle. Muro di De Valle. 9-11. Ha tentato Benetti, ma De Valle era lì già pronta con le mani. Ancora Bellini al servizio. Servizio di Bellini, riceve Coveccia, però subito Orlandini. Ancora Bellini, riceve ancora Dinucci. Fallo contro la Rotoblast per fallo. Molta rabbia da parte di Jessica. Luca ha dovuto calmarla. Lotta Petruziello, 11-12. C'era Jessica che continuava a protestare ancora addirittura quando l'arbitro aveva già picchiato l'inizio dell'azione. Infatti Luca gli ha detto di girarsi subito e di concentrarsi sull'azione. Dobbiamo stare un po' attenti perché il nervosismo un po' che potrebbe essere decisivo da ambo le parti. Jessica De Val al servizio. Dinucci riceve. Menecossi. Poi l'attacco di Campana. No, di Tellarolli è vincente 13-11. Servizio battuto da Benetti. Orlandini, attacco vincente. 13 il punteggio. Carlotta Petrucchiello al servizio, riceve Campana. Menecozzi. Coveccia viene difesa da Piero Bon. Vai da Petrucchiello, difende. Buona la difesa di Piero Bon che evita il peggio. Buona anche quella di Dinucci. Covaccia, murata la palla. Monster block, monster block.
Servizio in rete di Carli, 14 e a 13, esatto. Nicole. Nicole Tellarolli. Tellarolli al servizio. Battuto il servizio. Out. La palla in campo. La Piera conferma che la palla è in campo. 15 a 13. Ancora Tellarolli, l'autrice dell'ultimo ace. Palla stavolta è out, sì. 14 a 15. Emma. Orlandini ha battuto il servizio. La palla va a toccare il soffitto. 16 a 14 per la Nardi. Giorgia Coveccia al servizio. Servizio battuto su Piero Bon da parte di Coveccia. Gridelli viene difeso. Free ball concessa da Biezzo. Braida. Bellini pallonetto viene difeso da Coveccia. Attacco è out. All'out. 16 pari. Attenzione, mini richiamo del primo arbitro. 15 a 16. Giulia Gridelli al servizio per la Rotoblast. Volano volley. Servizio battuto. Menecossi rimedia a questa quasi ace. Petruziello difeso da Tellarolli, che Tellarolli attacca, difende Gridelli. Braida. Petruziello viene murata, difende ancora Gridelli. Braida. Attenzione, Bellini deve attaccare, quasi da ferma. Attenzione, Petruziello. Menecossi, campana, mani out. 17 a 15. Attenzione, Dinucci viene richiamata dal primo arbitro, richiamo verbale per quella protesta. Primo richiamo verbale, il secondo sarà col cartellino giallo. In caso di un ulteriore richiamo, il giallo diventerà automaticamente un cartellino rosso, che vorrebbe dire, se fosse al servizio la propria squadra che subisce il cartellino rosso, cambio al servizio e punto alle avversarie. Chiara Biesso al servizio, 15 a 17 per la Nardi. Riceve Piero Bon. Braida, dato Bellini. E vincente l'attacco di Atti. 17 a 16 adesso. Federica Braida al servizio per la Rotoblast. Braida riceve Covaccia. Menecossi, campana murata da De Val. Nuova la parità. 7 pari.
Servizio di Braida. Attenzione. Bellini. Petruziello allo sbirro del muro di Nuzzi. Menecozzi al centro. Covaccia. Invasione contro la Nardi. Vantaggio Rotoblast. 18-17. Time out per la Nardi sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena biancorosa, vantaggio Rotoblast 18-17. Rotoblast 18, Nardi 17. Terzo set, nona giornata campionato Serie B1 girone C. Federica Braida al servizio per la Rotoblast. Volano volley. Federica Braida riceve Coveccia, scusate. Poi l'attacco di Campana vincente col money out di Petruziello. 18 pari. Scusate. Chiara Biesso Ludovica Menecozzi al servizio. Purtroppo i numeri su questo tipo di colore non si leggono veramente bene. Piero Bon riceve Braida. Petruziello, attacco out. 18-19 a favore della Nardi. Con il vantaggio la Nardi adesso. Menecozzi ancora lei al servizio. Tutto il servizio su Bellini in difficoltà. Portata contro portata. Munizione per la Rotoblast, eccola qui. Cartellino giallo, munizione col cartellino. Fischiata la portata. Una portata? Di chi poi? Allora 18-20. Ma una fischiata, una portata. Time out sponsor. Inter 18 di nuovo in diretta dall'arena biancorosa di Volano. Probabilmente la portata era di Braida, probabilmente, anche se a me non sembrava una portata. Comunque vabbè. Menecozzi al servizio, riceve Piero Bon. Braida. Petruziello all'indietro, riceve Dinucci. E arriva il punto di Dinucci. Clamoroso, è arrivato il punto del libero. 21-18, punto del capitano Dinucci. Clamoroso. Praticamente in confusione la metacampo biancorosa credeva che sarebbe rimasta nella metacampo biancorosa, invece arriva al punto di Dinucci. Punto 18. Riceve Bellini. Petruziello. Funzione Dinucci. Menecozzi. Campana.
Campana ha venuto vincente 22-18. Menecossi ancora lei al servizio. Servizio battuto su Bellini. Vero bomb. Petrucciello. Oh, e stavolta è vincente l'attacco di Carli. 19-22. 19-22. Ancora la mappa è chiamata in causa dalla Nardi, che non vuole assolutamente avere tracce di umide sul proprio parquet, perché ovviamente ricordiamo che il Taraflex è un terreno molto addrenante quando è asciutto, ma quando è bagnato diventa come camminare sul sapone. Attenzione contro la Rotoblast. No, questo è il 23-19, fallo di Vetto contro la Rotoblast. Continuano le proteste della Rotoblast, che deve stare attenta, che ha già avuto il giallo per la munizione. Un'altra protesta troppo esagerata per l'arbitro potrebbe costare il rosso. Petrucciello sul mani out di Coveccia, 20-23. Mi fa vedere un po' di nervosismo nelle facce della Rotoblast. Attenzione, bisogna cercare di stare calmi. Comunque il set non è ancora perso del tutto, bisogna provare a crederci. Servizio di Deval, riceve Coveccia. Attenzione, Stella Rolli difende Braida. Petrucciello 21-23. 21-23. Ancora Jessica Deval al servizio. Servizio di Jessie in rete. 24-21 set ball per la Nardi, che adesso ha 3 palle 7 per portarsi a casa almeno un punto in questa partita. Alice Belletti al servizio. 24-21 della Nardi, 3 palle 7 per andare sul 2-1. Dicevo Orlandini, Braida. Orlandini ad attaccare. In rete il servizio, rete l'attacco. 25-21. Quindi la Nardi vince anche il terzo set. Andiamo con gli sponsor e torniamo per il quarto. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?
Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Bolano. La Nardi adesso ha un set dalla vittoria della partita. Rotoblast adesso non avrà altra scelta che vincere il quarto set per portarla almeno al tie break. Marta Campana al servizio per la Nardi pallavolo volta. Punti di squadra: 3 punti per Deval, 2 punti per Gridelli, 6 per Braida, 5 per Orlandini, 16 per Petruziello e 13 per Bellini. 45 punti di squadra. Servizio battuto Orlandini, Petruziello, murata da Benetti e 10 punti di Coveccia, 3 punti per Bieso, 7 per Benetti, 12 Campana, 2 Menecossi e 12 Tellarolli. 46 punti di squadra. 1-0 adesso all'inizio del quarto set. Braida, Orlandini, difende Dinucci, Poteccia, 2-0. Coveccia, 2-0. Ancora Marta Campana al servizio. Battuto su Piero Bon. Braida al centro Bellini. Il difeso il suo attacco di Nucci per l'atto di Tellarolli e 3-0. 3-0 della Nardi. Ancora Marta Campana al servizio. Servizio su Orlandini. Orlandini attacca. Attacco out. Un altro errore. 4-0. Inizio dominante della Nardi, che approfitta anche di essere molto sciolta a livello mentale per condurre questo quarto set. Forse Luca chiamerà già il primo time out. Eccolo qua. Andiamo con gli sponsor. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Bolano. E insomma, una Nardi che sta approfittando davvero tanto del nervosismo e degli errori dalla nostra metà campo. Nulla a che vedere con quello che ha in campo adesso la Nardi, che gioca veramente molto a vele sciolte proprio. Servito battuto su Bellini. Braida, Petruziello viene difeso il suo attacco e riceve Piero Bon. Braida, Bellini al centro, difende Menecozzi, Dinucci, Tellarolli, murata da Emma Orlandini. 1-4. Jessica De Valle al servizio. Servizio battuto, riceve Dinucci, ace. 2-4. Ancora al servizio Jessica De Valle, autrice dell'ultimo ace. Servizio battuto con l'audio del net. Questa volta però non si trasforma in un ace. Braida, Carlotta, 3-4.
Ancora Jessica Del Valle al servizio, battuto, servizio su Dinucci. Tellaroli, battuto su attacco, ma niente da fare. Orlandini, niente da fare anche per lei. Dinucci dall'altra parte. Poveccia, Braida, mani. 5-3. Mani out. A 5 il punteggio. Alice Benetti al servizio. Battuto, Bellini. Braida dall'altra parte, Campana. Attacco subito di Esto. 6-3. Battuto da Benetti. Braida. Petruzziello Murata. Da Coveccia. 7-3. Alice Benetti al servizio, ancora lei. Per Lanardi. Di Benetti su Orlandini. Vai da Orlandini, attacca, auto l'attacco, sì. 8-3. Ancora Benetti al servizio. Su Bellini, Braida, Orlandini, a convincente. Carlotta Petruzziello al servizio. Servizio su Campana, arriva Lace. 5-8. Carlotta Petruzziello al servizio. Battuto su Campana, viene Cozzi. Attacco di Coveccia, non è andato a buon fine per la difesa di Piero Bon. E neanche quello di Petruzziello che è out. Nove a 5. Hai visto tu Bellini, hai visto tu Tellaroli. Luca chiamerà probabilmente il suo secondo e ultimo time out. Eccolo qua. Andiamo con gli sponsor. Allora, di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa, siamo sul 10 a 5 a favore della Nardi, che al momento ha doppiato la Rotoblast in questo quarto set. Che vi ricordo, per chi non ricordasse le regole del volley, che in caso di vittoria del set da parte della Nardi, la Nardi bancherebbe l'Arena Biancorossa
In caso contrario la Rotoblas, se vincesse il quarto set, andrebbe al tie break e si giocherebbe i 2 punti al set conclusivo. Set di Campana, Raida, 11-5. Un altro errore per la Rotoblas. Ho battuto su Orlandini, Braida, Bellini. Oh, attenzione! Sono scontrate le 2 giocatrici della Nardi. Da sfruttare questo attacco. E viene sfruttato. Emma Orlandini al servizio sul punteggio di 6-11 per la Nardi. Servizio battuto Ace 7-11. Ah, pallonetto, difende Braida. Piero Bon. Bellini. Oh mamma mia, che brutto attacco. 12-17 il punteggio. Servito battuto su Piero Bon da parte di Coveccia. Urghelli, mani out. 8-12. Fulvia, Gridelli al servizio. Servizio di Fulvia è out. Sì. E no, con tutti a testa questo. Con il totale lo facciamo più da partita. Quindi come vedete lì comunque sì, questo è totale comunque del turno. Ecco out. 14-8. Chiara Paoli era pronta ad entrare ma troppo tardi perché l'arbitro ha già fischiato l'inizio dell'azione. Servizio di BS su Orlandini. Bellini. Curata Bellini. 15-8. Cambio. Braida lascia il posto a Chiara Paoli. Ancora Chiara Dietto al servizio. Battuto Orlandini. Paoli. Bellini. Viene difeso il suo attacco. Prova Campana. Viene difeso da Petruzziello. Piero Bon dal lato sempre di Bellini. Difende Diesto. Viene Tosti. Poi Campana. Difende Orlandini. Braida. E Piero Bon dall'altra parte. Bellini. Pallonetto. Difende Tellarolli. Campana. Difende ancora da Paoli. Piero Bon. Bellini. Coveccia
Menecossi. E poi Campana difende. E Piero Bon difende l'attacco. Fatto Stella Rolli. Orlandini. Brava Piero Bon. Paoli. Miracolo di Paoli. Di nuovo veramente a campo, che azione. E poi arriva il punto di Menecossi. Però 18. Ho capito sta canzone. Brava! 18. Provare un incitamento qui. Servizio di Raida. Scusate, Paoli, però c'ha la free ball. Oh, Menegozzi ha provato Paoli. Bellini. Stavolta è vincente. Sì, vincente. Chiara Paoli. Chiara Paoli al servizio per la Rotoplas. Siamo sul 9-16. Sfiorare la linea di fondo. Bene, difende il tuo attacco. Bellini, muro vincente. Monster block, monster block, 16. monster block. Chiara Paoli al servizio. Servizio ancora di Paoli. Dove Campana. Campana ad attaccare. Pallonetto viene difeso. Dinucci. Campana stavolta sfonda le mani di De Val. 18. No, scusa, di 17 a 10. Servizio di della numero 11 Menecossi. Bellini pallonetto. Difende Dinucci. Campana out. 11 a 17. C'è bisogno di una riscossa adesso da parte delle nostre ragazze, se vogliamo almeno portarci a casa quel punticino che fino alla scorsa partita era consuetudine portarsi a casa. Alice Bellini riceve Dinucci. Menecossi. Campana, attacco vincente. 18 a 11. Servizio, De Valdi ci deve impegnare Paoli. Orlandini tocca l'asta. 19 a 11. 19 a 11. Ha toccato l'asta. a 11. Servizio out di Campana. 12 a 19. Ovviamente bisogna ammettere che Nanardi può permettersi di fare anche un po' più di errori. Può permettersi di errori in questo momento, visto che la coperta è abbastanza larga per permetterselo. De Val, servizio di Dinucci. Menecossi. Della Roli, vincente l'attacco. 20 a 12. Guarda il coach Fabio Tisci è sul 20 a 12, quindi è a meno 5 dalla vittoria della partita.
E credo che Luca abbia già usato tutti e due i time out, quindi non può più fare nulla. Infatti vediamo anche Luca è già a braccia incrociate lì, quindi ormai ha già capito che probabilmente questa partita, a meno di un miracolo, non ha già preso la strada di Mantova. Emma Orlandini, 13-20. Peccato, sarebbe il secondo KO di fila delle ragazze di Luca Parlatini. Carli out, 21-13. Lo so che l'ho tenuta. Frutto del telecommunica, no, della verità. Se dicete che abbiamo giocato bene, mi beccherei gli insulti. Mi li beccherei lo stesso. Allora, servizio battuto da parte di Tellaroli. Attacco di Gridelli e out. 22-13. Mago delle statistiche, gli errori totali. Cambio intanto Gridelli per Miori. Forse ne abbiamo fatti 30 anche oggi. 22-13. Beh, comunque domani nel recap comunque vi daremo tutte le info con le spiegazioni del nostro professore Giordano, che scriverà le 4 righe di recap, le grafiche curate da me e il tabellino aggiornato dalle statistiche di Andrea Zeni, il nostro scoutman. Quindi seguiteci su Instagram e su Facebook per vedere chi sono state le 3 top score. 14-22. Orlandini ha battuto il servizio. Attacco subito di DS vincente, 23-14. Allora siamo sul 14-23-2 alla fine della partita. Servizio battuto su Bellini da parte di Coveccia. Bellini attacca, difende Campana, non tocca il tetto, Campana attacca e Vincente, 24-14. Siamo al match ball per Lanardi. Siamo sul 14-24, quindi manca un punto solo a Lanardi per sbancare l'arena biancorossa, e la Rotoblas rischia adesso veramente di arrivare a un'altra sconfitta. Battuto il servizio, riceve Bellini. Chiara Paoli per Bellini, attacco il pallonetto. Miori ad attaccare. Attacco di Miori vincente, 15-25. Caterina Miori al servizio. Caterina. Servizio di Miori su Coveccia. Benecosti, Biela per chiudere e finisce qui. Lanardi, pallavolo volta di Mantova, espugna l'arena biancorosa, 25-15, 3-1 il punteggio, secondo KO di fila per le nostre ragazze, che anche per questa partita non portano a casa punti. Peccato, però i dati parlano chiaro, troppi errori, troppo nervosismo qui. E purtroppo è costata troppo alla Rotoblast questa partita. Allora, appuntamento è per sabato prossimo a Porto Mantovano, dove andremo a affrontare l'Euromontaggi Group Porto Mantovano alle ore 20:30. E l'appuntamento, allora io ringrazio Andrea Zeni, il nostro scoutman, per tutti i tabellini, Fabrizio Sava, il nostro regista. Ci vediamo in trasferta a Porto insieme anche al nostro Alan Berloffa. Da parte di Lorenzo Minacapelli è tutto.
Ci vediamo a Porto Mantovano per la diretta della 10ª giornata. A tutti voi l'augurio di una serena notte. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you. Like